Il sogno si realizza grazie al comitato di quartiere Fontanelle Insieme e agli abitanti che hanno creduto nel progetto. Al nuovo parco giochi L'Isola dell'Allegria in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, poco distante dalle scuole, si sta lavorando per arrivare puntuali all'appuntamento di domani alle 10:30, quando ci sarà l'inaugurazione alla presenza, tra gli altri, dell'assessore comunale ai quartieri Marco Vullo. Il parco giochi nasce dalla collaborazione dei membri del comitato di quartiere che hanno messo a disposizione le singole professionalità, a cominciare dall'architetto Roberto Gallo che ha redatto il progetto e poi tutti gli altri ad uno che hanno saputo dimostrare giorno dopo giorno l'attaccamento al territorio, offrendo gran parte del loro tempo alla creazione di spazi come quello di cui parliamo. Spazi che danno l'immagine di una città civile. Un merito davvero grande per chi ha lavorato e ancora lavora con impegno come il presidente del comitato Vito Lauricella. L'appuntamento a domani mattina per la gioia dei bambini del quartiere che hanno atteso con trepidazione di poter accedere all'Isola dell'Allegria. Il giorno è arrivato e domani sarà festa anche per gli adulti. Adesso però il Comune di Agrigento, che ha sostenuto l'iniziativa, dovrà continuare a tenere alta l'attenzione sulla zona e sull'intero quartiere di Fontanelle, incrementando l'illuminazione e anche la segnaletica stradale.